tacco, tiro, gol! Siete con Penalty tutte le domeniche a partire dalle 19:30, tutti i campionati dilettantistici, dal campionato interregionale sino alla prima categoria. Salutiamo subito i nostri nuovi due ospiti che chiuderanno con noi la trasmissione, ovvero Uberto Previti, allenatore del calcio a 5, parliamo di futsal. Ciao Uberto, ben ritrovato e ben trovato di nuovo nella nostra trasmissione, ci mancava da un annetto ormai la tua presenza, dall'anno scorso. E poi vicino ad Uberto l'allenatore delle NBI, ho detto giusto, bene? No, perché tutti dicono NBI e invece NBI, così molto americana, del Mister Bianco, campionato di prima categoria. Sì. Alfio Cocivera, ciao Alfio, ciao, grazie, ben ritrovato, vittorioso tra l'altro dello scorso anno di un bel campionato che poi insomma, non ha avuto un seguito, ma le polemiche le lasciamo da parte, ma sì dai, nuova esperienza sotto questo punto di vista. Gli altri due gironi del campionato di promozione lo facciamo subito come al solito con Ciccio Lametta, che è rimasto all'interno dei nostri studi e siamo contenti, ci mancherebbe. Speriamo. Subito i risultati del girone C del campionato di promozione. Pachino Rarinantes 1-2, Sport Club Palazzolo a Gira Nissoria 6-0, Atletico Pedara Atletico Catania 1-0, Sporting Priolo Aci San Filippo 0-0, Comprensorio Normanno Real Avola 3-1, Troina Sicula Leonzio 1-4, Giarre Sporting Battiati 2-2. Battuta d'arresto del Giarre che pareggia in casa contro lo Sporting Battiati di Luca Di Gregorio, che continua a essere la vera e propria squadra rivelazione di questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo la classifica al completo, poi la commenteremo insieme ai nostri ospiti ma anche con Ciccio Lametta. Giarre 49 punti, Comprensorio Normanno 45, Sicula Leonzio 44, Sporting Battiati 39, Sport Club Palazzolo 36 punti, Sporting Priolo 33, Atletico Catania 32 punti, Real Aci 31, Aci San Filippo 28 punti, Pachino 27, Atletico Pedara 23, Rarinantes 17, Troina 15 punti. Chiudono la classifica a Gira Nissoria e Avola 11 punti. Battuta d'arresto del Giarre 2-2 con questo Sporting Battiati che continua insomma, a regalare emozione a tutti i suoi tifosi e a dimostrazione che insomma, il lavoro di Luca Di Gregorio è importante. Le altre squadre comunque sono vicine, anche se c'è stato un cambiamento in classifica sempre dettato dalla Bega tesseramenti in eccellenza. Sì Ettore, infatti diciamo prima di commentare la giornata odierna dobbiamo anche per far seguire meglio ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori questo girone, parlare di alcune vicende successe in settimana, sia di campo che non. La vicenda di campo riguarda appunto il Giarre che ha recuperato la partita di Troina e è andato a vincere 2-0 fuori casa in settimana con doppietta di Aleo, il suo attaccante principale. E sicuramente il Giarre, dopo aver fatto questa importante vittoria in settimana, oggi aveva la possibilità di confermare di essersi ripreso, però aveva un signor avversario in casa, certo. E lo Sporting Battiati ha venduta carissima la pelle, è stato un pareggio e tra l'altro a fine primo tempo il Giarre era sotto, quindi un 2-2 che forse viene accolto anche bene in casa Giarre. Le altre vicende settimanali successe le hai anticipate tu, quindi diciamo che portano gli strascichi di quello che è successo in eccellenza e fino ad oggi, ad ora, per come stanno le cose, come diceva il direttore giustamente prima, aspettiamo sempre gli eventuali controricorsi. Ne ha tratto giovamento il Comprensorio Normanno Paternò, che adesso è secondo e che oggi ha festeggiato bene sul campo questo successo in settimana, vincendo 3-1 sull'Avola, grazie ai suoi attaccanti, sempre molto prolifici in gol entrambi. La Leonzio comunque ha rimesso, come si dice, testa sotto e pedalare, non ha diciamo, subito più di tanto queste vicende che sono successe in settimana, è andata a vincere bene 4-1 a Troina. Quindi queste tre squadre sono veramente in attesa del big match di domenica Leonzio-Giarre, candidate al primato, e chi l'avrebbe mai detto fino a un mese fa. Sì. Chiudo dicendoti che in coda l'Atletico Pedara ha conseguito un'importante vittoria e si è staccata a +6 dalla zona play-out, con la Rarinantes che
invece ha vinto per la seconda domenica di fila. Benissimo, il commento veloce lo voglio fare anche con i nostri ospiti. Uberto si occupa di calcio al 5, di futsal, però insomma vedere questo campionato di promozione dal punto di vista tecnico credo che ci siano elementi importanti, giocatori che hanno fatto categorie importanti, è comunque un girone intenso. Lo so che non segui in maniera dettagliata. Seguo con molta attenzione la Leonzio, perché tu sai benissimo che il mister Alderisi, certo. È un nostro ex giocatore, quindi lo seguo con molto affetto. Mi pare di capire che c'è una società alle spalle importante, un progetto importante. E questo fa bene, perché in società, quando ci sono le cose al proprio posto... Quella piazza è una piazza importante, certo, purtroppo... Come vedi il Giarre? Il Giarre, il blasone è quello che è, poi non conosco a fondo la situazione, non so se la rosa è una rosa di livello, ma già il nome è importante, quindi lotterà penso fino alla fine per vincere questo campionato. E beh, a questo punto allora il pronostico definitivo ce lo deve dare Alfio Cocivera. Fra queste tre squadre chi vedi sicura vincente? Sicuro, il Giarre ha già ammesso le radici comunque su questo campionato, ma anche perché hanno creduto già dall'anno scorso nel progetto Romeo, del loro mister, quindi secondo me hanno fatto bene a continuare questo piccolo progetto che hanno e i risultati gli stanno dando ragione. È vero, è vero, è vero. Bene, proseguiamo e adesso parliamo del girone D, del campionato di promozione, un girone D che è già abbastanza delineato perché insomma il Ribera continua ad essere il transatlantico straordinario di questo girone, ormai ha vinto pure oggi, adesso sono 10 punti di distacco. Guardiamo i risultati e li commenteremo in maniera molto veloce perché proprio ormai su Ribera 1954 c'è poco da parlare. Guardiamo i risultati. Mussomeli Aragona 0-0, Aquila San Michelese Canicattì 1-2, Atletico Gela Libertas 2010 2-1, Sport Club Racalmuto Real Biscari 2-0, Ribera 1954 Sciacca 2-1, Jobbing Santa Croce USA Sport 1-2. Come avevo anticipato, il Ribera 1954 vince in casa una partita importante con lo Sciacca. Nel frattempo la squadra diretta inseguitrice pareggia in casa con l'Aragona, a dimostrazione che ormai le distanze sono veramente incredibili. Guardiamo la classifica e la commenteremo anche con Ciccio Rametta. Ribera 1954 50 punti, Mussomeli 40, Sport Club Racalmuto 34 punti, Canicattì 33, Libertas 2010 32 punti, Sciacca 29, Comiso 26, Aragona e USA Sport 25 punti, Atletico Gela 22, Jobbing Santa Croce 21, Accademia Empedoclina 20 punti, Real Biscari 10, chiude la classifica Aquila San Michelese a 7 punti. E ricordiamo anche che in questo girone è stato escluso lo Scicli dopo la quarta rinuncia e la squadra dello Sciacca ha avuto 2 punti di penalizzazione. Commento. Sì, commento breve, magari la prossima volta iniziamo dal girone D, così amici ne parliamo un po' di più. Comunque Ribera imbattibile, non sbaglia un colpo, non abbassa mai la guardia, quindi si aspetta la matematica come diciamo da più settimane. Invece diciamo proprio per essere breve voglio porre alla tua attenzione una partita che secondo me sarà la partita chiave di questa giornata, che è quella di Gela. Perché l'Atletico Gela vincendo 2-1 con la Libertas 2010 ha riaperto i giochi sia nella zona playoff, perché la Libertas perdendo rischia di farsi recuperare, sia nella zona playout perché appunto il Gela vincendo si rimette in corsa per la salvezza diretta. Quindi questa partita la voglio inquadrare come quella chiave della giornata di oggi. Ed è giusto, ed è giusto. Io a Uberto volevo fare una domanda. In questo caso il Ribera ha un blasone e si ritrova in promozione quasi per caso, perché l'anno scorso disputava addirittura il campionato interregionale. Quanto incide il blasone anche nel campionato di calcio a 5 del futsal? Tu che lo vivi a 360 gradi. Sai, il blasone è importante ma relativamente, perché poi alla fine, come diceva il direttore, Marletta, è importante quello che c'è dietro,
quindi una società forte, una società che può dare... Nel caso dell'Augusta, il blasone dell'Augusta è chiaro che incide, però quando c'è crisi c'è crisi. L'Augusta rappresenta in assoluto la storia del calcio a 5, del futsal siciliano. Non soltanto siciliano però. No, considera che l'Augusta ha vinto una Coppa Italia, l'Augusta ha fatto tanti anni anche la semifinale scudetto per vincere il campionato, però purtroppo è un momento di crisi, la crisi ovviamente colpisce anche lo sport e in questo momento è una fase di difficoltà economica e sta lottando per rimanere in A2. Non avete problemi lì a Mister Bianco invece voi? No, non avete blasone, siete una società giovane, sì. Però con buona prospettiva? Si spera. Si spera. Anche lì c'è la crisi? Soprattutto in prima categoria, dove le spese non sono enormi, c'è pure crisi? Sì. Notavo che una squadra che ha un blasone nella zona bassa della classifica. Sì, non so se era il Pedoclino il Comiso forse. Il Pedoclino è terzultimo, il Comiso è metà classifica. Addirittura lo Scicli si è ritirato, quindi puoi immaginare. Ma comunque secondo me il blasone a volte è un'arma a doppio taglio, perché ad esempio quando una squadra va a giocare con una squadra di blasone dà il meglio. Quindi se poi quella squadra blasonata non ci mette anche qualcosa, secondo me rischia solo brutte figure. Questa volta ti salutiamo. Sì, vado via. Questa volta va via perché tra poco arriva Alessio Patti con la prima categoria. Parleremo anche di calcio a 5. Salutiamo Ciccio Lametta e lo rivedremo la prossima settimana. Senz'altro. Buona settimana a tutti. Abbiamo un'altra pausa pubblicitaria. Sì, un altro brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete ancora con noi. Penalty, ogni domenica su Sesta Rete, canale 215 a partire dalle 19:30, la replica alle 23 e poi naturalmente anche il lunedì mattina a partire dalle 8:30. Ancora i nostri ospiti presenti qui in studio, con loro chiuderemo il nostro programma. Salutiamo Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, che da questa a tutti. settimana sostituisce Antonio Borzi anche per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Sì, un grande saluto ad Antonio che è a Palermo per motivi di lavoro. Si assenterà tutto questo mese, quindi per 4 settimane sarà il commentatore ufficiale del campionato di prima categoria. E spero che le squadre mi regalino emozioni, perché sono ben contento di seguire questi campionati. Intanto sei doppiamente contento perché c'è il mister Uberto Previti di Futsal Mascalocia Calcio a 5. Sì, il primo ospite della stagione per il calcio a 5, quindi... Che tra l'altro, insomma, sottolineiamo che tutti gli amici del futsal siciliano ci seguono, perché noi riceviamo tantissime email e insomma siamo contenti di essere diventati anche per loro un piccolo punto di riferimento. Tra l'altro sottolineiamo che se volete rivedere le puntate di Penalty basta andare nella pagina Facebook di Penalty e lì appunto avrete modo di rivedere tutte le puntate, compresa quella di oggi, a partire naturalmente da domani sera. Allora, subito il campionato di prima categoria, il girone A con i risultati e anche il commento di Alessio Patti. Bonadia Sant'Andrea, Bagheria 1-0. Don Orione Bolognetta 1-1. Borgata Terrenove, Città Isole delle Femmine, 6-1. Città di Casteldaccia, Iatina Pro Monreale, 3-2. Campobello, Partinica Audace, 1-0. Ezio Roma, Sparta Palermo, 5-1. Ecco, sottolineiamo che ha riposato l'equipe comprensorio Palermo perché, come tutti ben sanno, il Lampedusa è stato escluso dopo la 4ª giornata. In classifica con 11 punti di vantaggio il Borgata Terrenove. Che dire? Ettore, ha preso il largo ormai il Borgata Terrenove, che approfitta dello stop contro il Campobello del Partinica Audace e quindi vola a più 11, mettendo la parola fine a questo campionato. Almeno per ora, ci mancherebbe, poi chi lo sa, ma 11 punti di distacco, si aspetta la matematica. Buona vittoria anche per il Casteldaccia, che va a più 8 sulla quinta, approfittando dello stop del Città Isola delle Femmine. In coda vincono sia Ezio Roma, che avvicina lo Sparta Palermo con un 5-1 perentorio, vince il Campobello, lo abbiamo detto, contro il Partinica Audace, e buona anche la vittoria del Bonagia contro il Bagheria. Quindi è tutto riaperto anche per evitare la retrocessione diretta e agganciarsi al treno dei play-out.
I play-out indubbiamente attireranno molta curiosità, però è anche vero che ormai il Bolgata Terrenove ha veramente lasciato un segno fortissimo in questo girone A del campionato di prima categoria. E adesso passiamo al girone E, sempre di prima categoria. Ci sono squadre importanti dell'Interlanda catanese, con loro insomma avremo modo anche di discutere insieme ai nostri ospiti. Guardiamo i risultati di questa ottava giornata di ritorno.